La situazione è sotto controllo ma delicata. Il ponte sul Brenta a Curtarolo, lungo la Valsugana, strategico per i collegamenti tra Padova e Cittadella, deve essere ristrutturato completamente. Il progetto è pronto ma serviranno 2 anni e 4 milioni di euro. Nel frattempo la provincia ha istituito dei limiti di peso nei due sensi di marcia, 18 tonnellate verso Padova, 44 in direzione di Cittadella. Costruito in parte senza criteri antisismici, va rifatto. Una volta completati i lavori sarà più largo, a doppio senso di marcia, con una portata concessa a mezzi pesanti fino a 100 tonnellate e con una pista ciclabile. Quello attuale verrà invece declassato a ciclo pedonale. Mi dispiace constatare che durante le ore notturne passano addirittura dei trasporti eccezionali e mi dispiace che purtroppo alcuni autotrasportatori non capiscono la pericolosità, per risparmiare chilometraggio, la pericolosità del ponte. Nel frattempo, per far rispettare le attuali limitazioni, a maggio verrà installato un sistema elettronico che attraverso un lettore laser identificherà i mezzi pesanti, riconoscendone in tempo reale misure e pesi. Questa sorta di varco elettronico, preso a noleggio dalla provincia, rimarrà attivo per 1 anno e sarà la polizia provinciale a multare chi non rispetta i limiti. C'è una sanzione accessoria di 350 euro. Quindi naturalmente sarà segnalato abbondantemente, come stiamo già facendo sulla strada provinciale SP47, però ci sarà una tabella luminosa, un pannello luminoso dove avviserà di non passare, altrimenti ci scatterà la sanzione di 350 euro a passaggio. Il futuro insomma è tracciato con il progetto preliminare già pronto. La parte più difficile sarà gestire il periodo dei lavori senza creare eccessivi disagi al traffico molto intenso per un'arteria stradale strategica per l'Alta Padovana.